I lavori sulla nuova 640, la strada degli scrittori, si avviano alla conclusione con l'apertura entro qualche mese dell'ultimo tratto per l'autostrada Palermo-Catania. I lavori invece che riguardano la Palermo-Agrigento continuano a creare pesanti disagi a causa dei cantieri ancora aperti e dei semafori che rallentano la circolazione in maniera esasperante. Partendo da Agrigento, la prima sosta obbligata è quella sul viadotto Milena, quindi si arriva poco prima della stazione di Cammarata, dove è installato un altro semaforo. Due soste forzate prima di raggiungere i comuni di Vicari e Misilmeri, dove cantieri e semafori sembrano davvero eterni e che allungano i tempi di collegamento tra Agrigento e Palermo. Un calvario infinito, insomma, con gli utenti della strada, i quali, viste le difficoltà che devono affrontare tutti i giorni, non possono fare a meno di imprecare, pensando magari al ponte sullo stretto.